Sana sanità. In questa puntata parleremo di chirurgia toracica e per far questo abbiamo ospiti il professor Gianluca Pariscenti, direttore della chirurgia toracica del Policlinico San Martino. Policlinico, ora abbiamo messo il nome nuovo, speriamo che questo nome corrisponda anche proprio veramente poli. Certamente, vi ringrazio per l'invito. L'altro medico, l'altro esperto è il dottor Carlo Risso, è un chirurgo che fa parte dell'equipe del professor Luca Pariscenti. Io prima di addentrarmi nella chirurgia toracica vorrei fare un piccolo viaggio dentro il torace dell'umano. Cosa c'è dentro al torace? Allora, la chirurgia toracica, che appunto si occupa di tutte le patologie all'interno del torace, partiamo da quello che è a livello del collo, la tiroide, che spesso e volentieri si addentra all'interno del torace. Interessati, operati sulla tiroide? Gozzi immersi, sì, ecco, allora è una delle cose. Tumori al polmone sono quelli che fanno la maggior parte degli interventi, i pazienti proprio affetti da patologie sia tumorali sia anche malattie benigne, come possono essere il pneumotorace, la rottura di piccole bolle di enfisema giovanile, possono essere Ma non mi dica le malattie, mi dica polmoni, gli organi che abbiamo dentro. Poi la parete toracica, che è formata dalle coste, muscoli, per cui queste possono presentare delle malformazioni dalla nascita che vengono ricostruite con tecniche anche mini-invasive, per cui ci sono correzioni sia estetiche sia anche, se vogliamo, da un punto di vista... come quelli che hanno quel pugno qui, esatto, si chiama pondello qui. Pectus excavatum quando è all'interno, oppure... C'era il portiere della Lavagnese, Rebora, che aveva però volava sui tre pali. Infatti, se è una questione solo estetica la si può mantenere, altre volte questa malformazione comprime il cuore, crea anche delle alterazioni nel ritmo cardiaco, crea dei dolori, e quando qui ci sono delle sintomatologie, delle malattie causate da questa malformazione devono essere corrette, quindi non solo per l'estetica. Anche ad esempio il petto carenato, che è l'inverso, il petto di pollo, sì. Fa sì che magari una persona in alcune attività sportive abbia dei dolori, per cui anche questo magari deve essere... Una volta c'erano di moda i fusti, quelli con quelle spalle larghe, con quei toraci grandi. Che vantaggio c'è avere dei toraci così grossi? Ma innanzitutto da un punto di vista della funzionalità, della funzionalità respiratoria, delle prestazioni, perché all'interno del torace c'è il polmone ma c'è anche il diaframma. Il diaframma è un muscolo molto importante che separa la gabbia toracica dall'addome e è importante soprattutto nelle attività sportive. Quindi avere toraci ampi, non a botte come gli enfisematosi, che quindi hanno un torace molto ampio, ma per un allargamento dei polmoni che è dovuto all'enfisema. A botte, racconti un po' com'è questo? Il torace a botte si ha in persone che hanno delle sintomatologie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva e l'enfisema, che fa sì che il polmone abbia una dimensione dovuta alla rottura di alcuni setti e degli alveoli, che porta all'allargamento di questi toraci proprio per iperespansione del polmone. Cosa sono i setti? Sono delle parti piccole del polmone di cui è composto, dove si scambia l'ossigeno con il sangue, e questi rompendosi si creano delle cavità. Sì. Quindi le stavo dicendo, c'è il polmone, c'è il diaframma, che anche questo è un organo che purtroppo può andare incontro a lacerazioni durante i traumi piuttosto che anche malattie tumorali, o anche si chiama relaxatio quando funziona poco e si rilascia, e rilasciandosi fa sì che gli organi addominali entrino all'interno del torace spingendo contro il polmone. Poi ci sono le ernie diaframmatiche, che sono le ernie iatali che passano tra l'esofago e i pilastri del diaframma, che portano gli organi all'interno del torace, e questi devono essere ricondotti nella loro sede. E voi vi interessate anche di esofago? Anche di questo. Fate questi interventi? Facciamo questi interventi, facciamo gli interventi sull'esofago, che è l'altro organo. Scusi se li interrompo, ma se ne sente più di una volta ora di problemi all'esofago. Sì. Cos'è l'alimentazione, il fumo, il bere, che cos'è? Sì, allora i tumori all'esofago, che sono dei tumori che hanno un'incidenza soprattutto importante in chi fuma e chi anche ha eccesso e abuso di alcolici.
Infatti l'utilizzo anche di cibi molto caldi, il tumore dell'esofago ad esempio è un tumore a prevalenza anche negli stati asiatici, anche per il tipo di alimentazione che una persona può avere o la predisposizione ad avere certi tipi di tumori. Senta un po', scusi, io la interrompo. Certo, assolutamente. Ma mangiare tutte quelle spezie, peperoncino, eccetera, che brucia così tanto, l'esofago non soffre? Perché i meridionali vivono con peperoncino sotto il braccio. Allora, più che altro sono le bevande calde, sono gli alcolici. Poi ci sono anche eccessi di magari bevande gasate piuttosto che di tipi di alimentazioni piccanti che portano però al reflusso, a un eccesso di acido che ritornando nell'esofago per anche un'incontinenza della valvola che separa l'esofago dallo stomaco fa sì che questo cambi le cellule dell'esofago e queste a lungo andare possono trasformarsi in cellule tumorali, quindi chi soffre di gastriti, chi soffre di alcune patologie da stress anche, è bene che faccia una cura appropriata per evitare oltre a patologie dello stomaco anche alterazioni a livello dell'esofago. Il mediastino che cos'è? Che roba è? Il mediastino è quella zona che è al centro del torace, fra i due polmoni, che raccoglie il cuore, di cui la chirurgia toracica si occupa soltanto del rivestimento che si chiama pericardio del cuore, che anche questo può andare incontro a cisti, può andare incontro a delle alterazioni che richiedono una nostra cura. Ci passa la trachea, quindi la trachea è quella parte che unisce la bocca e dove uno respira e che mette in comunicazione i polmoni, per cui la trachea, l'esofago, il cuore fanno parte del mediastino. Poi c'è un organo che si chiama timo, che invece è appena dietro allo sterno, che è deputato in giovane età allo sviluppo del sistema immunitario. Questo va incontro a un'involuzione, cioè si riduce col passare degli anni, però può portare a delle patologie, che possono essere tumori del timo oppure quella che si chiama miastenia, che è dovuta timoma, sì. Il timoma è un tumore che può essere benigno a bassa malignità o addirittura il timoma invasivo o il carcinoma timico sono invece tumori aggressivi che nascono da questo organo. E lei mette le mani anche nel timo? Sì. Anche nel timo, lo facciamo addirittura adesso da quando sono arrivati. Perché lì c'erano solo quelli specialisti, si davano tante ali, facevano solo quegli interventi lì. Invece adesso si fa a Genova robot. li facciamo. Li facciamo e li facciamo con robot. Ecco, perché da quando sono arrivato ho iniziato l'attività chirurgica robotica e il timo è l'indicazione migliore per utilizzare il robot. Bene, quindi e quando lei apre un torace, non le viene voglia delle volte di fare anche un po' il cardiochirurgo? Le dico no. Allora, la nostra specialità è di chirurgia toracica e cardiochirurgia, però a livello europeo. Però è giusto che una persona si occupi ad alti volumi di certi tipi di organi e patologie, per cui il cardiochirurgo si occupa in maniera specifica di bypass, di valvole, di malformazioni cardiache, di patologie del cuore, per ottenere i migliori risultati, così come noi ci dobbiamo occupare di polmone, di tutti gli organi che abbiamo appena citato, per far sì che le persone abbiano minori complicanze possibili con i migliori anche risultati. Dottor Risso, la chirurgia toracica a San Martino qual è prevalente? Che cosa è prevalente? Quali interventi? Noi ci occupiamo, come diceva il dottor Pariscenti, prevalentemente di neoplasie polmonari. La fanno da padrone nella nostra quotidianità. È la più diffusa. È la più diffusa, associata anche a tutte le cause che vanno a intaccare con lo spazio tra polmone e parete toracica, che è la pleura, quindi versamenti pleurici, e diagnosi e terapia di un'altra grave patologia che colpisce prevalentemente la nostra regione, che è il mesotelioma. Il mesotelioma è quello dell'amianto? Esattamente. Sì, e questo continua, quindi è solo l'amianto che sviluppa questo mesotelioma o cosa sono i residui? Perché a Genova c'erano, io ricordo, c'erano i contenitori dell'acqua all'ultimo piano, erano tutti di Eternit. Era un materiale eccezionale, se non fosse che poi la nebulizzazione delle fibre di questo materiale volatili si andavano a depositare fino a livello degli alveoli polmonari e un'esposizione di anni a questa nebulizzazione di amianto
faceva sì che si creassero i presupposti per lo sviluppo del mesotelioma pleuro. Sai che, io sono vecchio quindi lo ricordo, sai che a Lavagna, tra Lavagna e Cavi c'era la colonia dell'Eternit dove mandavano i bambini d'estate e i pali me li ricordo ancora che erano di Eternit. Certo. E poi il mare l'ha distrutta e venivano giù. Ma tutte le case, le cisterne erano coibentate d'amianto, materiale ignifugo, materiale leggero, materiale splendido dal punto di vista dell'uso, però poi dalla parte della salute un dramma. E la silicosi anche ha dato molto lavoro alla chirurgia toracica, ora fortunatamente assolutamente è in ribasso, non ne vedete più molti di questi di silicosi, oppure ci sono ancora dei residui? Vediamo ancora pazienti affetti da silicosi, ma la nostra quotidianità ormai diciamo che rappresentano un'eccezione. Ecco, ho capito, sì. La squadra della chirurgia toracica, la squadra del San Martino, com'è composta? È composta da sottoscritto più altri 7 medici. Quanti medici? 7. Erano 9 al mio arrivo, poi 2 sono andati in pensione e adesso che ci occupiamo anche della gestione della chirurgia toracica a Pietra Ligure e anche delle urgenze ed emergenze presso l'ASD 2 Savonese, proprio per l'idea di secondo livello, in 7 le posso dire che è un impegno oneroso, perché per il San Martino sarebbero sufficienti, per gestire più sedi e quant'altro si dovrà vedere appunto in una riorganizzazione ligure se andare incontro a un ritorno a 9 medici oppure... Professore, a me sembra che ci sia una dispersione, perché a quanto lei mi ha detto ora ci sono San Martino, c'è Villascassi che tratta queste patologie, questi interventi, poi mi ha detto ancora... C'è Savona Pietra Ligure, dove però siamo noi che abbiamo una convenzione per andare a fare gli interventi lì, e poi c'è una chirurgia toracica, indirizzo anche della tiroide alla Spezia. Direi. È una cosa dispersiva, non sarebbe bene se mi sentono gli spezzini e quegli altri della Riviera di Ponente mi saltano addosso, però bisognerebbe riunire tutto in un'unica struttura, lasciare soltanto da fare un po' di diagnosi, ma poi... io reputo che per la legge Balduzzi, per una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti quale è la Liguria, è prevista una sola chirurgia toracica, e così è, perché l'unica unità operativa complessa di chirurgia toracica della regione è quella che dirigo io al Policlinico San Martino, mentre ci sono altre unità semplici che in collaborazione con il centro, quindi si parla di hub e spoke. Hub è il centro di riferimento dove al Policlinico si devono trattare patologie rare, i tumori al polmone magari più avanzati, si devono trattare tutti gli interventi ad alta complessità. Poi la regione è conformata anche per avere però altre strutture che devono andare incontro alle esigenze del territorio, alle esigenze delle urgenze, per cui sta alla regione appunto ma a me, scusi se li interrompo continuamente, a me sembra però che come da noi sarebbe, se tenessero questo ritmo, andrebbe bene un po' di 2 o 3 pneumologi che fanno un po' di diagnosi, fanno le broncoscopie e poi vi mandano i pazienti. Questo dovrebbe essere... Però interventi non se ne dovrebbero fare in periferia, dovrebbero essere fatti tutti in un unico centro. Non so, qui a Lavagna c'è il dottor Gatto che fa le broncoscopie, fa le sue diagnosi per benino, perché è molto bravo Gatto, è molto attento. Lo conosco. E soprattutto ha una grossa esperienza, e a Savona, negli altri centri lo stesso, e poi convogliare tutto a Genova. Sì, qui ad esempio lei mi ha citato il dottor Gatto, c'è il dottor Nicolini, c'è la dottoressa Tognetti, con cui tra l'altro stiamo instaurando un rapporto di collaborazione per quelle che sono delle valutazioni sul territorio
di congiunte si chiamano, o visite multidisciplinari, perché la riabilitazione. Allora, lei giustamente dice ci deve essere chi studia il malato, chi lo studia bene, come gli ottimi professionisti che lei ha citato, in tempi rapidi, certo. E poi ci devono essere le equip itineranti. Certo. Il DIAR, che sono i dipartimenti interaziendali regionali, di cui il DIAR cardio-toraco-vascolare è diretto dal professor Palombo, sono diciamo nell'ottica di creare queste reti di collaborazione, creare delle convenzioni, e così stiamo facendo con l'AS 4, abbiamo fatto con l'AS 2 con Savone Pietra Ligure, abbiamo intenzione di instaurarci con l'AS 1, in maniera ottima collaboriamo anche con l'AS 5, e tutto in maniera tale che siano i pazienti si sentono presi in carico da qualcuno che, se ha un nodulo polmonare, lo visita velocemente, gli offre tutti gli accertamenti e la diagnosi in tempi brevi, e poi venga discusso in maniera multidisciplinare senza magari spostarsi dal suo territorio per forza a Genova, ma siamo noi che ci rechiamo a cadenze programmate nelle varie sedi per discutere insieme agli specialisti il tutto, sì. E poi dopo, se l'intervento deve essere fatto a Genova, si fa a Genova. Se l'intervento invece presenta delle caratteristiche che in maniera sicura possono essere fatti anche in altre sedi, con la nostra collaborazione assolutamente non vedo perché non possano essere fatti. Certo, ecco. L'importante è però che siano sempre centri qualificati con un numero di attività che faccia sì che il malato si senta sicuro prima di tutto e gli venga offerta l'altissima qualità. La riabilitazione toracica, la riabilitazione polmonare, come si chiama? Che cos'è? La riabilitazione polmonare è tutto ciò che sta attorno all'atto chirurgico, perché noi ci occupiamo di operare un malato, ma prima, durante e dopo l'intervento chirurgico, prima, durante e dopo il ricovero in ospedale, il paziente va incontro a una serie di problematiche che devono essere affrontati con iperspecialisti del settore. Spiegami un po' prima, che cosa fate prima? Allora, noi abbiamo un sistema di fisioterapisti preparatissimi che accolgono il malato nella fase preoperatoria, insegnano ai malati esercizi respiratori che possano aiutarli a reclutare tutto ciò di cui hanno il massimo di cui hanno bisogno dal punto di vista respiratorio. Il malato deve vedere l'intervento chirurgico come una gara da affrontare, e deve arrivarci più allenato possibile. Loro insegnano trucchetti, esercizi che facciano sì che le persone arrivino più pronte, più performanti possibili. E questi servirebbero anche alla mia età, agli anziani servirebbero questi trucchetti, queste cose, quando si fanno le scale che si soffia. Per fortuna, peraltro, la nostra età media si sta allungando, quindi noi tante volte ci troviamo ad affrontare interventi con persone non più in giovane età. A loro è maggiormente rivolto questo tipo di... Ecco, il dopo, perché si fa dopo l'intervento, la riabilitazione? Perché il polmone rimane fermo, perché richiede questo esercizio? Quando noi operiamo al polmone escludiamo dalla respirazione il polmone che viene sottoposto a intervento chirurgico, quindi si sgonfia. Ho capito. Dopodiché viene rigonfiato immediatamente, ma nel post-operatorio... Rigonfiato con che cosa? È l'anestesista che lo rinclude, viene escluso con l'intubazione, poi viene rincluso e quindi il polmone si rigonfia di aria. Va da sé che nei giorni successivi il paziente deve riadattare la nuova situazione respiratoria. Perché quanto dura un intervento da voi? Le durate sono variabili, dipende dal tipo di intervento. Sì, un intervento mediamente... Un intervento al polmone che ormai facciamo di routine con tecniche mini-invasive, quindi non più facendo le aperture, i tagli che si faceva fino a pochi anni fa e che purtroppo anche in alcuni centri continuano a essere fatti. Da noi viene fatto in mini-invasiva un intervento standard al polmone, completo, fatto dall'asportazione del pezzo di polmone malato, della linfectomia, quindi dell'asportazione di tutti i linfonodi, fatto bene, fatto con calma, può durare 2 o 3 ore. Ecco.
e quindi in 2 o 3 ore il polmone poi ha bisogno di riabilitazione, di esercizio per riprendere, perché la fisioterapia nasceva quando gli interventi chirurgici portavano con sé anche una alterazione dell'anatomia del torace, quindi l'apertura, l'incisione dei muscoli. Ad oggi l'offesa della parete toracica è molto minore, sia che sia fatta con tecnica mini-invasiva standard, sia che sia fatta con tecnica robotica, ma il diaframma, tutti i muscoli ausiliari della respirazione hanno bisogno di alcuni giorni per poter essere riportati alla piena efficienza. Dimmi un po', il professore mi ha detto che ci sono 7 erano 9, sono diventati 7. Infermieri, quante ne avete? Come siete messi con gli infermieri, con i fisioterapisti? Dimmi un po' la squadra com'è. Noi abbiamo un'ottima equipe infermieristica, formata prevalentemente da persone giovani, motivate, e anche i fisioterapisti che partecipano attivamente alla vita del nostro reparto, sia gli infermieri o una rappresentanza di questi, sia i fisioterapisti partecipano a riunioni che noi facciamo a scadenza giornaliera ogni mattina e quindi partecipano alle nostre decisioni, sono a conoscenza dei problemi di ogni malato, si interfacciano sempre col direttore o con noi e quindi è la sinergia di tutte queste forze che fa sì che al malato offriamo un'assistenza completa fatta da 1000 sfaccettature diverse. Ecco, quindi primario che va, primario che viene, atmosfera nuova, atmosfera vecchia. Com'è col primario? Ora facciamo finta che non senta. Che non sia qui. Di un po' le cose come stanno. Senza adulazioni, perché se no allora... Ma io non credo di essere il tipo. Ecco. Diciamo che prima del dottor Pariscenti c'era il professor Ratto e ha fatto un lavoro egregio, noi dobbiamo solo ringraziarlo. Ha portato molte innovazioni, persona seria, preparata, e molte innovazioni nell'ambito chirurgico con cui noi siamo cresciuti e ci siamo trovati molto bene. Devo dire la verità che ci troviamo altrettanto bene, forse non credo di adulare dicendo che ci troviamo forse anche un po' meglio con... l'età. Sì, è l'età. Non sempre l'età è l'età giovane, diciamo così, è foriera di innovazioni. Se però chi porta l'innovazione è anche giovane, porta un pochino di entusiasmo, un pochino di rinnovamento che a volte... Sì. Il giovane deve portare... Quanti anni ha lei? 43. 43, mi hanno detto che lei ha avuto un premio come miglior giovane chirurgo a suo tempo. Quando? Quanti anni aveva quando è successo questo? È successo nel 2014 durante diciamo, un congresso nazionale della Società dei Giovani Chirurghi, società polispecialistica italiana dei giovani chirurghi, che è una società che raggruppa tutte le specialistiche e che mi ha insegnato del premio Crucitti, che viene dato appunto a chi si distingue per meriti legati all'attività scientifica. L'ha aiutata a questo premio? Ma alcune volte reca più invidie che neanche vantaggi, sì? Ecco, sì, quello sì, anche se non nascondo che sia una grande soddisfazione riconoscere avere come riconoscimento questo premio, però dall'altra parte le dico che sono quelle soddisfazioni personali che in alcune persone possono indurre a invidia o richieste di domande per cui una persona ha ricevuto questo premio piuttosto che un'altra o quant'altro, non sapendo che appunto vengono valutate carriere, vengono valutate i curricula delle persone in un ambito anche dell'umanità, della passione che una persona mette nel suo lavoro e con dati anche oggettivi. Io devo dire grazie per aver ottenuto un premio di questo genere alla Società appunto dei Giovani Chirurghi, ma anche al mio primario che mi ha il professor Bovolato accompagnato. No, diciamo che io ho ottenuto questo premio grazie al fatto che fin da quando sono entrato in specialità mi ha messo a lavorare tanto, mi ha messo a far sì di crescere e di avere anche la possibilità di potermi interessare nell'ambito di questa società a creare gruppi di lavoro, creare convegni, congressi
e organizzare il congresso italiano del congresso nazionale della Società Polispecialisti Italiani Giovani Chirurghi a Brescia, dove hanno partecipato circa 1200 chirurghi di tutte le specialità, quindi queste sono grandi soddisfazioni. Io faccio delle volte delle riflessioni e lei mi dice riconoscente al suo primario, ma lei farà altrettanto, perché ci sono delle persone che non ricordano più la loro gioventù, quando hanno cominciato la carriera, e che hanno avuto dei brutti esempi, sono stati premuti, non sono stati lasciati liberi. Quindi bisognerebbe ricordarsi di quello che abbiamo sopportato e non farlo sopportare ai medici e non fare l'asso pigliatutto, perché sono assolutamente d'accordo. Lei non è un asso pigliatutto. No. Ecco, questo no. Infatti, ma bisogna che me lo dica lui. Assolutamente. Tutti fanno tutto, o ci sono ognuno ha le sue malattie, le sue cose, però avete spazio. Direi proprio di sì, nel senso che tutti devono garantire, diciamo così, di essere a conoscenza della gestione di tutte le patologie, anche perché ci troviamo spesso ad affrontare tutto questo in urgenza, dove dobbiamo essere assolutamente intercambiabili. Va da sé che poi ognuno ha degli ambiti di interesse prevalenti nei quali c'è un'iperspecializzazione, se non altro perché uno ci dedica tempo, risorse, va a fare corsi di aggiornamento. È più anche portato per quella, assolutamente, per quella malattia, assolutamente. Per la tecnica chirurgica, anche perché esistono diverse tecniche e alcuni di noi sono più portati per una. Uno adopera uno strumento meglio dell'altro e quell'altro. Professore, volevo dirle ancora una cosa riguardo al suo premio. Il nostro comitato tutti gli anni, da una trentina d'anni, assegna un premio che si chiama Esculapio d'Oro e che viene dato a un medico e a un infermiere che abbiano dimostrato doti di grande umanità nell'esercizio della loro però c'è un fatto, lei non potrà mai avere questo premio qualunque cosa faccia, perché i primari sono esclusi. Va benissimo. È solo destinato ai non primari, quindi... Guardi, quello che intanto la ringrazio per questa cosa, e comunque è la soddisfazione personale di far bene il lavoro per cui una persona... Pensiamo che sia uno stimolo vero, che uno, insomma, per stimolare anche un po' tutto, mettere in moto la macchina, perché non bisogna arrugginirsi. Quindi è importantissimo, come dicevamo ancora. Vorrei sapere, e poi chiudiamo questa trasmissione, l'età media del personale che c'è da voi, qual è? Per quanto riguarda i medici è particolarmente bassa, nel senso che... Bassa, cioè bassa di poca età, giovani. Giovani. Ecco. E come dicevo prima, non sempre chi è giovane è più attivo, più efficiente, più capace, più preparato e più... Spesso questo deve essere associato a una preparazione. Nel nostro caso mi permetterei di dire che effettivamente alla giovane età si associa un buon livello di preparazione, sia partendo dal direttore fino ad arrivare all'ultimo. E come infermieri, perché l'infermiere è molto usurante, il lavoro dell'infermiere è piuttosto pesante, no? Anche spostare i malati, eccetera, eccetera. Com'è l'età? Perché a un certo punto l'infermiere, abbiamo tanti infermieri col mal di schiena, veri o presunti, comunque ci sono questi mal di schiena. Anche l'equipe infermieristica c'è una gamma sia di persone, diciamo così, più esperte, che possono dare il loro avvallo e il loro aiuto dal punto di vista della gestione più accurata delle terapie, e insieme a personale più giovane che, oltre a metterci entusiasmo, anche allegria, perché il malato, oltre ad essere curato con attenzione e umanità, deve essere curato anche con spensieratezza, più tipica delle persone giovani,
E quindi noi abbiamo un buon mix, perché abbiamo anche tanti giovani molto preparati, ma anche molto disponibili, molto forti per mobilizzare questi pazienti. Sì. E questi infermieri fanno corsi, la formazione di questi infermieri avviene sotto la vostra guida, oppure li mandate a fare formazione, aggiornamenti fuori? Cose. Fate lezione voi? Entrambe le cose, loro seguono con la coordinatrice, la caposala, degli aggiornamenti esterni, degli aggiornamenti finalizzati in vari ambiti, dalla sicurezza, alla presa in carico del malato, alla gestione, sia interni con riunioni per patologia e innovazioni in questi ambiti. Perché ora ci troviamo a un 50-50, ci sono gli infermieri laureati che hanno studiato molto, che hanno preso la laurea, c'è una laurea breve, sì, no? E ce ne sono ancora di quelli che vengono invece dalla vecchio. Ecco, come c'è scontro, c'è amalgama, come... per quanto riguarda la cura del malato c'è un'attenzione da entrambe le parti, non c'è una prevaricazione di chi utilizza un termine piuttosto che un altro, la laurea, o che il malato è messo al centro, sì. Allora, un tempo si diventava infermieri secondo quelle che erano le regole che c'erano in quegli anni. Attualmente bisogna seguire un percorso formativo che prevede la laurea, per cui però bisogna tenere presente che non è soltanto l'identificazione, come si diceva prima, di un premio, di un certificato, di un titolo, ma è l'umanità della persona e la preparazione della persona che fa sì che ci sia... Sentite, signori miei, il tempo è volato, noi abbiamo terminato questa puntata, dovevamo parlare di chirurgia toracica, però abbiamo parlato poco, quindi riprenderemo in un'altra sede, in un altro momento, e faremo la continuazione di questa trasmissione. Grazie, io con questo vi ringrazio, ringrazio il dottor Carlo Risso, chirurgo toracico, ringrazio il dottor Gianluca Pariscenti, ringrazio il nostro regista Cristian, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.